perché lei mi ha nominato. Allora, siamo ritornati con voi, abbiamo un'intervista, sentiamolo un attimo insieme, un'altra voce che si è pronunciata al riguardo. Carlo Nordio, dal punto di vista giuridico, quando si può parlare di violenza e quali sono i suoi confini? La violenza generica è quando vi è la esplicazione della forza materiale per vincere una resistenza. La violenza sessuale è quando questa forza è orientata per avere un ritorno, un rientro sessualmente sensibile. Naturalmente tutti i reati di violenza sessuale non sono necessariamente connessi a una violenza fisica, c'è anche la violenza morale, c'è la minaccia, si può ottenere un favore sessuale non solo attraverso la forza ma anche attraverso il ricatto o attraverso anche l'inganno, quindi sono varie sfumature che poi quando finiscono in tribunale devono essere ricostruite con una particolare accuratezza. Ecco, in tutto questo il consenso come si pone? Quando è che si può parlare di consenso? Il consenso è un elemento fondamentale per distinguere la liceità dall'illiceità, cioè quando una persona è maggiorenne tutte le forme di sessualità le sono consentite, però se invece è minorenne, cioè entro certi limiti, ci sono varie fasi di età, 14, 16, 18, comunque il consenso è fondamentale, cioè senza consenso si cade inevitabilmente nel reato. Il fatto è che tante volte il consenso è per così dire limitato, cioè il partner o la partner dice io sono d'accordo fin qui e non oltre, magari il partner o la partner travisano questo limite che viene imposto dal consenso e diciamo che superandolo possono commettere il reato, però devono rendersi conto che superano questo confine. Questo accade soprattutto un settore che è poco studiato, anche nella prostituzione, perché molte volte la prostituta è vittima di una violenza perché diciamo che il cliente è andato oltre quello che era stato il patto e la libertà va tutelata nei confronti di tutti, anche nei confronti delle prostitute, quindi è un settore estremamente delicato, però dove non c'è... Ecco, questo richiama quanto diceva lei, Assessore, rendersi conto e il limite della violenza morale, le sfumature. Secondo lei da uomo è facile, al di là vabbè, lei è un codice etico molto, molto rigido eccetera, però parlando anche magari con altri uomini e così via, c'è questo senso, questa capacità di capire qual è il limite e la violenza morale, lei come la interpreterebbe? E dopo sentiamo la legge che cosa dice. Molto delicate, però io ripeto, per me il parametro è quando è no, punto no. Cioè non ci può essere nessun altro elemento normativo, no, basta, chiuso, ma anche nel caso della prostituta dice, questo, basta, no, ma io ti ho pagato, basta, cioè, no, tutto, non mi va più, basta, ma siamo a letto, no, ragazzi, è inutile, se no, allora, che differenza c'è tra un essere umano e un animale, non ho capito. E l'osservazione è stata fatta da quel parroco relativamente alla ragazzina, ha detto se l'è andata a cercare, quindi in certo qual modo, quindi andarsi a cercare le situazioni, no? Gli incontri, gli appuntamenti dati su Facebook, allora, anziché, cioè in quel caso lì, allora, l'avvocato la incameri, perché dopo... La frase è una follia, la frase è una follia. Purtroppo, visti i tempi in cui viviamo, è opportuno spiegare anche alle ragazzine di 14-15 anni che purtroppo, visto che di predatori è pieno il mondo, se tu ti fai accompagnare a casa alle 4 di notte da uno sconosciuto e tu hai 14 anni, lui magari ne ha 30-40, mezzo ubriaco, che ha preso una pasticca, la possibilità che tu ti metta nei casini è molto alta, quindi serve non tanto per giustificare lui, perché lui non si giustifica mai, ma per aiutare la vittima a non diventare vittima. Quindi l'unica possibilità che posso dare a questa frase qua la vedo in questo senso, ma sul fatto che se l'hai cercata, ma perché ripeto, non esiste, quando è no e basta. Chiarissimo. Allora, Mosco. Credo che sia una frase gravissima.
tanto più per quello che rappresenta e quindi il prete di questo comune. Il messaggio è assolutamente sbagliato, quello che viene dato. Ma tanti hanno detto, l'hanno condivisa, tante persone. Cioè io proprio, è terribile leggere nel web. Sì, ma ancora peggio, è ancora peggio perché trovare una giustificazione alla violenza di una donna che rimarrà segnata tutta la vita da un punto di vista fisico, cioè la violenza da un punto di vista fisico, dovremmo intervistare gli infermieri o i medici di quando si vedono arrivare al pronto soccorso quello che subisce una donna vittima di violenza, quanti punti devono dargli, il trauma che ha, e poi le ferite dell'anima che non si ricuciranno mai. Per cui che un padre di un prete che dovrebbe essere riferimento di una comunità, che dovrebbe elargire dei messaggi forti, anche di punizione nei confronti di chi compie questi reati scellerati. E poi ci troviamo chi oggi al governo pensa di estinguere un reato così grave attraverso una pena pecuniaria, attraverso un risarcimento come il Tribunale di Torino, che ha accettato il risarcimento di 1.500 euro contro anche la volontà di una vittima. Ma questo che paese è? Io l'ho sempre detto, la civiltà di un paese passa attraverso il sostegno che dai alle fasce più deboli, a chi subisce le vittime. Sembra che davvero ci troviamo in un paese che sta andando al contrario. Chiarissimo, siamo proprio in chiusura. Avvocato, abbiamo sentito il dottor Nordio relativamente al discorso del consenso, mi viene automatico di chiedere le prove, perché allora consenso, l'assessore diceva no, ok, come faccio a provare questo? Chiede la vittima, perché violenza morale, sono sfumature, diceva il dottor Nordio, e la prova? Allora, lei da avvocato cosa ne salvo i casi in cui come dire, ci sia un atto con la violenza sessuale, che allora appena la persona è libera può scappare, va in un posto di polizia, ferma il cittadino che lo accompagna in una stazione dei carabinieri, quindi racconta tutto quello che è successo, vengono fatte le verifiche, che sia il sequestro. Mi viene in mente un caso topico perché è successo in una caserma a Padova, dove la violenza sessuale in quel caso era tra maschi, tra un responsabile dell'infermeria e un ragazzo che era in servizio di leva anni fa, quindi era molto particolare, ma la procura militare quando arrivò la prima cosa che fece fu sequestrare le mutande, gli indumenti, dove c'era un riscontro alla veridicità delle gravissime accuse che venivano fatte. Ma la stessa cosa succede se la vittima fosse stata una donna, ecco. Quindi le prove vanno raccolte il prima possibile, le testimonianze vanno raccolte il prima possibile. Se non ci sono? Il consenso è semplice dire no, ripetuto? Allora, se questo non viene recepito? Nel processo penale il giudice ha al dovere di credere a ciò che gli viene detto dalla testimone, anche se questa persona è la vittima di reato. Cioè, mentre in una causa civile, se io e l'assessore Marcato fossimo gli avversari, avremmo bisogno di un testimone terzo, certo, che venga a raccontare sì, ho udito, ho visto una certa cosa. Nel penale le regole dell'acquisizione probatoria e della raccolta delle prove sono veramente diverse. Quindi se io sono la persona derubata, dico, nel nostro esempio è stato lui, se lui è stato vittima di violenza da parte mia, mi indica, mi riconosce, mi descrive il fatto. Poi starà al giudice valutare la credibilità della persona che ha reso la deposizione. Sarà che io per lavoro credo in una difesa attiva. Cosa significa difesa attiva? Che dobbiamo raccogliere le prove sin dall'inizio senza aspettare che siano gli organi di polizia che fanno tutto. Ecco, non possiamo delegare sempre tutto, dobbiamo cercare, nei limiti di quello che il codice consente al difensore, di raccogliere le prove. Il che vuol dire, c'è un potenziale testimone, lo sento con tutte le garanzie previste dalla legge e dal codice della privacy, raccolgo questo materiale, lo cristallizzo, se un domani andremo a processo, posso o non posso, dipenderà da tutte le valutazioni che come difesa farò, usarlo, e lo userò se per esempio viene chiesta l'archiviazione o del materiale nuovo da versare in causa. Quindi si tratta di fare una difesa attiva. Perfetto, siamo proprio in chiusura, volevo un'ultima battuta da parte sua con la sua esperienza. Cosa si sente di dire a questo qua? Che una delle cose importanti che stavamo disquisendo prima è proprio che spesso siamo punti di riferimento per questi soggetti che magari hanno appena fatto un esposto o una querela e diventiamo, nella mia esperienza, come dire, anche dei referenti per il magistrato. Perché il magistrato in un caso mi ha chiesto e ha incaricato i carabinieri di fare a me un interrogatorio. Adesso poi siamo entrati qui in una diatriba un po' lunga, però ecco, non sono da solo le persone ed è giusto
ed è lecito ed è doveroso verso se stessi iniziare un pochino a riconoscersi e a riconoscere quei segnali di disagio che noi sentiamo in tutti quei contesti. Io dico sempre ai pazienti, dobbiamo ascoltare la nostra pancia, quello che stona, che ci arriva non nella testa, perché molte sono le domande razionali, no? Invece sono le domande più viscerali. Cos'è che non mi piace, cos'è che mi sta stonando, cos'è che mi sta andando un po' la mosca al naso, no? Sono tutti quei piccoli dettagli che ci portano ad un assetto di ascolto e di riconoscimento. Poi ci sono le competenze, le capacità soggettive che ognuno di noi ha, per cui la violenza e l'abuso, come dicevamo, non va mai fatto, però ci sono le competenze, che non vuol dire che se un soggetto, tra virgolette, viene definito o viene letto da me, non da me come terapeuta, ma da me uomo come debole, io necessariamente devo arrivare ad abusare in qualsiasi modo e forma. Certo, siamo in chiusura proprio, quindi purtroppo dobbiamo chiudere, apriremo nuovamente questo capitolo perché è molto importante e interessante per tutti. Solo una battuta di chiusura come sindacato, quindi? Beh, come sindacato dobbiamo assolutamente Il sindacato si occupa di questo anche, sì, quindi c'è anche questo... Si occupa anche di tutelare le persone nell'ambito del lavoro rispetto al tema delle molestie sessuali e morali. Perfetto, e ricordiamoci ci sono gli ambiti, comunque si diceva anche territoriali, comunali, provinciali e regionali che sono preposti, quindi le persone che non si sentano sole, perché è bene intraprendere delle strade con le maggiori competenze possibile senza vergognarsi, perché non esiste vergogna alcuna. Io vi ringrazio tutti quanti voi di essere stati qui con noi, grazie ai nostri telespettatori di averci seguito, vi lascio a quinto piano dopo la pubblicità, arrivederci.